Chioggia presenterà la candidatura per diventare capitale del libro 2025, un percorso fortemente voluto dall'assessore alla cultura Elena Zennaro, che è stata accompagnata dagli uffici preposti e dalla Biblioteca Civica Sabadino. Secondo l'assessore, la città è pronta per affrontare questo iter che ha visto intrecciarsi dialoghi con le associazioni del territorio. Al patto per la lettura hanno aderito 24 soggetti ed è un numero in crescita. Qua si racchiudono scuole, associazioni, cooperative che si prefiggono di incoraggiare la lettura e la fruizione del libro, programmando azioni a lungo termine per promuoverla anche in contesti dove abitualmente non viene praticata. Chioggia è riconosciuta città che legge fin dal biennio 2020-2021 e sostiene con azioni concrete la promozione della lettura del libro, con iniziative quali Nati per leggere, Maggio dei libri, Veneto legge, solo per citarne alcune. Da non sottovalutare l'offerta della Biblioteca Civica Sabadino, attiva dal 1868, che oggi conta oltre 17.000 iscritti, 11.000 prestiti cartacei e altri 2.000 circa attraverso l'online. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.